Siamo pronti ormai per il finale di stagione. Venerdì 26 giugno, Gemona del Friuli, Madonna delle Grazie a tutto campo, premierà le squadre vincitrici di tutti i campionati. Noi abbiamo seguito davvero tutto e c'è un'immagine per ogni squadra che ha vinto, per ogni categoria, dall'eccellenza fino alla terza categoria, un premio speciale per la Serie D e poi i protagonisti migliori, verrà premiato a Gemona miglior arbitro. E poi invece i singoli e la miglior squadra non vincitrice del campionato che sono stati scelti giovedì scorso al Nordhotel Codroipo con uno dei 3 eventi di fine stagione di A Tutto Campo. Ci sono state le nomination e l'MVP assoluto verrà premiato il 26 giugno a Gemona del Friuli per l'ultimo atto di questa stagione di A Tutto Campo con la serata finale, la nostra cerimonia finale. E chi sono questi protagonisti? La miglior squadra non vincitrice dei campionati è stata scelta l'UFM, ha ricevuto il premio Roberto Visintin, vicepresidente dell'Unione Fincantieri Monfalcone. E tutta eccellenza protagonista, è stato un grande campionato, è stato il campionato più avvincente, alla fine i migliori protagonisti sono usciti tutti dall'eccellenza. Miglior giocatore Thomas Breganti della Juventina, che è passato al Chions, quindi un colpo di mercato importante per il Chions, si aggiudica il miglior giocatore scelto tra i 3 in nomination. Il miglior portiere Grega Sorchan dell'UFM, anche se è stato difficile dire miglior portiere, perché l'altro grande protagonista è stato Marco Meneghetti, che ha vinto la miglior parata. Il miglior allenatore Barbieri dell'LME, la squadra che ha vinto l'eccellenza, e il miglior gol di Ciriello, che resta un grande protagonista dei nostri dilettanti. Per la 7ª volta ha vinto il titolo di capocannoniere nei dilettanti, ha vinto, pensate, in seconda il capocannoniere, in promozione, in eccellenza ben 4 volte e in Serie D, ed è un uomo di mercato ancora. Capire se il Muggia riuscirà a trattenerlo, c'è anche la Triestina alla finestra, ma non c'è un Teor che potrebbe farcela alla fine, perché Ciriello e Zetto potrebbero tornare con Pittilino. Ma di mercato parleremo nelle nostre puntate estive, che partiranno poi quindi da luglio, tutto campo estate con il mercato. Noi stasera andiamo anche a chiudere con le nostre interviste speciali che vi hanno tenuto compagnia durante l'anno. E a proposito di grandi gol, di grandi bomber e di Gemona del Friuli, a proposito, martedì a terzo tempo vi potrete vedere tutta la serata delle nomination in onda, ma dicevo, a proposito di bomber e gol e di Gemona del Friuli, stasera riproponiamo l'intervista a uno dei simboli di giocatori sicuramente più brillanti e goleador visti in maglia giallorossa, al Simonetti. Stiamo parlando di Marco Rossi. Vi lascio con questa intervista e vi ricordo, martedì rivedrete la serata di Codroipo e poi venerdì a Gemona la serata di A Tutto Campo, che verrà riproposta poi nell'ultima puntata stagionale di terzo tempo, chiudendo così il grande giugno di A Tutto Campo. Buona serata e buona visione della nostra speciale intervista che vi riproponiamo. Nato a Udine il 23 settembre 1981, dal settore giovanile con il Bearzi fino ai gol con la Gemonese e i 200 gol con la Risanese. E che gol nella sua carriera! Stiamo parlando di Marco Rossi. Dallo showroom di Media Cordovado, l'intervista. Marco Rossi chiude tecnicamente a Fagagna, l'ultimo anno di calcio dilettanti, ma con i gol, che è stata sicuramente una sua caratteristica, un biglietto da visita, chiude con la Risanese, toccando i 200 gol tra promozione e eccellenza, ma segni anche in altre categorie. Ciao Marco, ben ritrovato. Ciao Massimo, grazie a voi di essere qua. E praticamente poi col calcio tu hai messo tutto in pausa, non ti si vede più, ti si vede poco, no? No, come dicevi, dopo Risanese, che è stato l'ultimo anno proprio agonistico, ho raggiunto Pino Cortiule, Giuliano Dria, Fagagna, perché comunque mollare subito non è facile, penso che tutti l'abbiano provato dopo tanti anni, però ormai il corpo
non mi seguiva più, ho cominciato a lavorare, ero sempre via per lavoro, quindi non avevo neanche il tempo né di allenarmi né di curarmi magari gli acciacchi. E quindi diciamo sì che Risanese è stato l'ultimo, Fagagna ho fatto un anno, mi sono divertito tantissimo comunque all'interno della società. Ho provato un anno e mezzo negli amatori a Basiliano con gli Highlander. Lì ho segnato. Lì hai segnato. Lì ho segnato, lì era il mio perché stavo fermo lì davanti. Tranquillo. tranquillo. Tu hai segnato nel tuo percorso che adesso racconteremo, hai segnato quasi sempre, hai fatto tanti gol. Noi abbiamo detto 200 tra promozione e eccellenza, quindi le categorie apicali del dilettantismo regionale. Ti ricordi quel traguardo con la Risanese a Trieste? Sì, perché iniziavo a avere già acciacchi all'adduttore, quindi ero arrivato a 199, so che i ragazzi mi avevano fatto anche una maglietta perché non riuscivo a fare questo gol, quindi ormai veramente giocavo 10 minuti, facevo male, allora mi ha fatto la maglietta a 199 più 1, ma ce l'ho ancora a casa perché non arrivava mai questo gol qua, quindi giravamo per settimane con tutti in questa maglietta sotto a giocare le partite perché prima o poi doveva arrivare. Poi è stato a Trieste, lancio lungo, rigore, io non batto mai i rigori perché nella mia vita è stato tutto tranne che tipo ne ho battuti 15, ne ho sbagliati 13, cioè quindi proprio non era il mio. E mi ha detto Marco vai a tirar tu, perché cioè, se no non ne usciamo più da questo 200. Ed è arrivato. La porta era diventata così, perché già non so tirare. Ci tenevi. Già non sapevo tirarli, quindi ho detto se non lo faccio adesso non lo faccio mai. Palo, gol. E lì mi sono liberato, lì ho detto, un po' ho sentito che era arrivata la fine del calcio, perché aspettavo, non mi avrei mollato, perché se non facevo quel 2 centesimo non mollavo. Non mollavi, volevi chiudere con Volevo chiudere, almeno con una cifra tonda. Con questa soddisfazione, no? E il gol per te contava. Beh, andavo per quello. Un altro aneddoto, te lo potrei dopo dire, quello sì, per quanto riguarda il gol contava. Il gol contava. E però la capacità tua era di fare diversi tipi di gol, no? Avevi la giocata, eri in area, da fuori, questa era una caratteristica, no? Ma poi parleremo di che giocatore eri. Devo chiederti una cosa, ci togliamo subito una delle domande principali per Marco Rossi, giocatore di qualità a livello dilettantistico, fratello di un fenomeno, Max Rossi. Come hai vissuto questo rapporto calcistico? Ma allora, diciamo che quando eravamo giovani al Bearzi, che siamo partiti tutti e due chiaramente dal Bearzi. Ah sì, scusa, diciamo che la differenza di età. 2 anni e 8 mesi, 3 anni dai. Quindi pochino, sì, insomma. 3 anni. Giocavamo in categorie differenti, quando ero giovane lui era già allievi, quindi però lui negli allievi poi è subito passato all'Udinese, giovanissimi, è subito passato all'Udinese. Quindi abbiamo stato Bearzi, poi lui è andato all'Udinese subito. Erano tempi in cui magari, sì, lui era un po' anche in Friuli, era un po' sulla bocca di tutti, perché a quei tempi proprio i giovani giocavano anche nella prima squadra, erano un po' più seguiti che adesso magari. Lui continuava a dire, gli altri continuavano a dire che io comunque magari tecnicamente ero più forte, però non avevo testa. No. Lui aveva testa, era forte. Ma diciamo io magari avevo più brio, più nel dribbling, nelle cose un po' più fantasiose, lui era tecnicamente più completo, quindi e aveva testa appunto, cioè comunque nel calcio come magari nel lavoro e altre cose, se hai testa, quindi lui il venerdì sera era già con la testa la domenica, io sabato sera ero ancora che guardavo l'ora di rientrare perché dovevo giocare fra 3 ore. Tu sei stato così? Ero così io, quindi sì. Quindi non hai mai guardato oltre? No, ero contento. Ti piaceva quella dimensione lì? Sì, E ti sì. sei divertito, no? Mi sono divertito, mi divertivo a vedere lui, ero contento, poi come ti dico, c'è stato subito lo stacco perché lui ha avuto l'infortunio. Prima è arrivato comunque all'apice perché comunque nel giro dei giovanissimi, dagli allievi, scusa, dell'Udinese, ha fatto primavera, poche partite, poi Galeone l'ha chiamato subito in prima squadra, quindi è stata un'impennata grandissima di cui potevo solo che essere fiero. Certo, E certo. poi ha dovuto fermarsi. Quando io sono arrivato a giocare in eccellenza, lui si era rotto la gamba con l'Udinese, quindi si è fermato lui e io sono andato in eccellenza a giocare, poi lui fortunatamente è tornato a giocare in Lega Pro, Serie C si chiamava ai tempi, e quindi diciamo che lui ha avuto l'apice e poi il destino ha voluto che... È andata così. E mentre lui stava in quelle categorie superiori, no, ovviamente, e tu ti facevi il tuo percorso bello nei dilettanti, poi vi ritrovate
E Poi ci giocate siamo assieme. trovati, Ecco, è vero. e quel periodo lì, quel giocare assieme, com'è stato? Beh, lui è stato uno degli ultimi anni dove è stato Gemona che ci ha Sì, richiamato, Pretto, Pino, il presidente, dove assolutamente voleva riunire i due fratelli. Lui era verso la fine carriera, quindi anche lui, gli acciacchi cominciavano, soprattutto perché ha avuto subito 3 operazioni, quindi non poteva fare più di tanto. Però quelle poche partite che abbiamo fatto, ricordo un derby a Tolmezzo, con un gol a testa, ha vinto 2-1. È stato bello, anch'io stesso, io e lui ce lo siamo sempre detti, prima o poi dobbiamo giocare un anno. e poi vincete i playoff a Fleibano. Beh, dopo quello è stata, quella la posso ricondurre alla Indimenticabile, ci partita arriviamo. indimenticabile. Beh, quindi puoi dirlo che eri più forte di tuo fratello adesso, se vuoi Beh, dirlo. se lui dice il contrario, mente. C'è chi può dirlo e chi mente. Esatto. Però, sai, lui ha avuto più carriera e più soddisfazioni, e ben venga. Ben venga. Parlando del tuo percorso, però, qual è il momento più importante secondo te per te? Diciamo che Gemona è stata un po' la mia seconda casa e io non ho girato tanto. Adesso vedo soprattutto tanti ragazzi, tanti comunque giocatori che Si veramente muove. cambiano ogni anno, ogni 2 anni. Ai tempi magari era un po' diverso. Io infatti ho passato 8 anni con tante possibilità ogni anno di cambiare, mi chiedevano di andare. Però ero molto legato perché comunque la struttura c'era veramente un ambiente bello dove poter crescere, poter fare, quindi stavo bene. A Sì, volte è vero che trovi la tua realtà, sei forte, ma magari cambi squadra, succede anche adesso nelle massime categorie, in Serie A, cambi e il giocatore sparisce, quindi vero. magari se da una parte c'era un po' di paura di quello, ma non avevo mai paura di quelle cose lì, dall'altra era che proprio stavo bene, quindi secondo me Gemona è stato Il tuo è stata la mia casa calcistica da quando ho iniziato a essere un giocatore dilettantistico a quando ho finito di essere un giocatore dilettantistico. No, è vero, questa cosa. Allora, gli spostamenti ci sono sempre stati, ci saranno, però noto anch'io, una volta c'era più la tendenza che se si stava in un posto si cercava di rimanere in quel posto, non è che si cambiava per forza di cose, no? Era Diciamo un che po' c'era anche così. l'ambiente, gli ambienti erano diversi. Mm. Adesso io è tanti anni che magari non giro i campi. È cambiato chiaramente il mondo dei dilettanti, si sono cambiate chiaramente anche i costi, le Mm. strutture, le persone che seguono i dilettanti. Una volta arrivavi là ed era come arrivare a casa, avevi 20 persone, stavi bene, avevi il Certo. bar, avevi gli amici, era veramente il famoso terzo Sì, tempo. c'era quella dimensione dove Sì. contava l'agonismo, il gioco, l'allenamento, ma poi era davvero uno stare Era insieme. uno stare assieme, adesso Adesso non lo vedo. sì, c'è anche adesso, non voglio dire che non c'è, però in eccellenza Un po' con- più freddo adesso di può una volta, essere. un po' più freddo. C'è sicuramente, vedo che comunque i terzi tempi ci sono, i chioschi sono sempre pieni, i Sì, ragazzi sono sempre quelli che si conoscono, però una cosa importante che ho visto è che veramente c'è i 18, 20 anni, 17, 18, 19, 20, 21 e dopo vai ai 33, 34, 35. Cioè c'è sì, una sì, fetta di mezzo che sembra un po' sparita. può essere. Palmanova invece, prima di andare con le nostre domande, perché tu lì è forse l'avventura, no? Quel Sì. Palmanova era un Palmanova importante. Palmanova è stata, diciamo, la mia prima avventura professionistica, diciamo, perché comunque loro si sentivano molto, scendevano da una Serie D, un'avventura professionistica anche come struttura, come stadio, come giocatori, cioè, comunque all'interno lì ci sono stati giocatori che dopo hanno giocato tra Lega Pro e Eccellenza, Serie D per tanti anni, quindi è stato catapultato venivo da un Unio 91, sempre Eccellenza, dove abbiamo fatto un bellissimo anno, dove ho imparato tantissimo. C'è stata, è vero, mi ero dimenticato che c'è stata una parentesi mossa, quella è stata la mia prima eccellenza, Ah, che nascono cose nei ricordi, è vero, c'è stato il mossa, è stata la mia prima eccellenza che avevo, non avevo neanche 18 anni, avevo 17 anni, infatti mi ricordo che andavo su in macchina con De Crinis perché non avevo neanche la patente, e dopo da lì Unio 91, e poi appunto Palmanova è stata, diciamo, la mia prima realtà
chiamiamola semiprofessionale, una volta era veramente, Era un centro, dai, importante, no? era Per una realtà noi importante dei tempi. in regione assolutamente, e che resta clamoroso che in tutti questi anni si vedono avventure, storie e non riparte il calcio Palmanova, per me resta una cosa Sì, per la piazza in cui è e per incredibile, gli impianti in cui avevano, incredibile. ormai cioè, si vedono veramente realtà che chiudono, che magari sono 2 campi con un gazebo Sì, sì, e continuano ad andare avanti per anni, è una realtà come Palmanova dove c'era la possibilità veramente di, anche come blasone, come nome, certo, sì, sì, è stranissimo. stato strano, sì. Che giocatore eri? Guarda, ti riporto alcune, neanche un commento di mio fratello quando era allenatore, il primo anno che ho fatto lui allenatore, io suo giocatore allenatore, che è vero. Tu stai lassù, che tanto di tattica non capisci niente. Tu devi far gol. E io faccio, c'hai ragione, ciao. E sono andato su. Cioè, è vero, io non... A te venivano le cose. Io mi piaceva prendere palla, il mio obiettivo era far gol. Cioè, io anche oggi vedo delle partite e cerco di aiutare qualcuno che conosco dentro l'area, che per me è già tardi, però dentro l'area io non la passavo mai. O tiravo, sbagliavo, o cosa, ma io devo andare a segnare. Cioè, anche se era l'uomo libero sulla riga, poi trovavo la scusa, no, non ti ho visto, c'era il sole. Guarda, Quindi sì, ero un giocatore così, io prendevo palla e dovevo andare a segnare, punto. devo dirti una cosa, quando inizio questa avventura nei dilettanti, tu sei stato uno di quelli che proprio ho fatto l'inizio ed era il tuo periodo top, quindi Sì. ho tanti gol tuoi, ti ho premiato spesso, miglior È stato gol. il primo anno del miglior gol. Primo anno il Sì. miglior gol, no? È vero, Sì. è tuo, e devo dirti che francamente sarà anche un po' perché erano i primi anni, quindi sono molto legato. I tuoi gol mi hanno divertito tantissimo, cioè io ho visto gol davvero belli con te. Questo sei uno dei migliori da quel punto di vista. Tu ne hai qualche gol che sei legato? Beh, allora, sono legato soprattutto a quello che ho vinto il miglior gol con te, col 30°, perché comunque ho preso palla dal rinvio del portiere con le mani laterale e da lì Quel proprio pallone cavalcata in diagonale, superando giocatori dalla parte esterna e pallonetto al portiere a incrociare. Quello è stato... riprese ancora un po', però Però intanto fortunatamente, però però c'erano no? sempre. Erano le prime, adesso Sì. ci sono tante, quella volta c'erano solo le mie Prossimi anni telecamerine. andrai con i droni anche tu, come le Esatto, Olimpiadi. Allora, di gol particolari, rovesciata, di tacco, ce ne sì, sono stati tanti. infatti di ogni tipo. Per me sono belli quelli che hanno avuto chiaramente un ricordo, tipo questo che è stato il miglior gol, la stessa partita, il pallonetto al centrocampo, nella stessa partita, al portiere. Quelle fatte, beh, chiaramente questo poi magari andiamo a commentarlo come la partita più importante, diciamo, nella mia carriera, quello fatto nella vittoria ai playoff contro San Luigi, col Fleibano lì di testa. Ho saltato non so quanto, ma era gli ultimi secondi, quindi non so Sì. neanch'io. Sono stati effettivamente tanti belli perché mi piaceva veramente fare gol, magari venivano, non è che li volevi fare, però particolari. Particolari, Particolari. venivano in ogni maniera, tu davvero hai fatto gol al volo, Destro, destro, sinistro, penso sinistro. aver segnato più di sinistra che non di destra, anche se sono destro, però boh. Ecco, questo fa capire, quando poi ci sono le immagini, no, e si vedono i gol, è inutile discutere. Noi possiamo parlare di calcio, di mille cose, ma il gol resta la cosa più bella. Cioè noi possiamo parlare qua un'ora, ma parlano i gol, meglio di tutto, no? Lo insegna il famoso 90° minuto, si fanno vedere i gol. Quindi in quel che giocatore eri, bastano le immagini che stiamo vedendo. Che calcio era quello che hai vissuto tu? Era un calcio sicuramente, era molto legato ai giovani, cioè quello che mi ricordo era che veramente tanti giovani non vedevano l'ora di partire dal settore giovanile e arrivare a giocare in prima squadra, quindi era un calcio giovane, non come adesso, ma un calcio molto, molto professionistico, nel senso che la mentalità che tu eri un ragazzo, fammi dire magari un po' stupidino, un ragazzo particolare o un ragazzo professionista, quando arrivavi in campo, io adesso parlo di promozione eccellenza, eri molto legato alla professionalità, cioè nel senso c'era il silenzio, c'era il rigore, c'era l'attenzione ai vecchi,
agli anziani, a quelli che, anziani, scusatemi perché adesso sono io, ma Esperti, sì, esperti. agli esperti c'era rispetto, c'era la paura, quindi c'era la voglia di migliorare, c'era la voglia di giocare, c'era la voglia, quindi era un calcio dilettantistico molto 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 bello. Io penso di sono fortunato di aver vissuto quel periodo di calcio dilettantistico dove è stato veramente bello. Che giocatori hai apprezzato? Sicuramente parlo di quelli con cui ho giocato che non con quelli che magari ho visto, perché anche da, come ti ho detto prima, da calciatore non capivo tanto. Io arrivavo a domenica, dovevo segnare, quindi vedevo i miei compagni. Un giocatore con cui ho stimato molto giocare, beh, sono due. Sono sicuramente Giuliano Dri, perché avevo un rapporto e ci intendevamo tantissimo, anche se lui era difensore, io attaccante, però in campo sì. Un'altra persona che mi ha permesso veramente di fare tanto della mia carriera di gol è stato Stampetta. Era stato un centrocampista in cui, secondo me, negli anni che dopo ho giocato e visto magari come spettatore finito di giocare, non ne ho visti altri. Ce ne sono stati sicuramente, ma lui aveva una visione di gioco che io e lui ci intendevamo che non dovevo neanche guardarlo, lui sapeva dove andavo, io sapevo quando lui poteva lanciarmi. Secondo me è stato uno, ne ho avuti tanti, bravi veramente. Ho giocato a Palmanova sì, con spessori del Degan, Bisan, Kittar, Roveretto, cioè giocatori con cui dopo ho fatto molto più di Stampetta di carriera. Però con lui secondo me tecnicamente era un gran giocatore. E arriviamo alla partita indimenticabile. Vai, racconta. Finale playoff, Flaibano San Luigi, nel campo neutro di Remanzacco, grossi nomi anche lì perché mi ricordo appunto nel San Luigi. Credo fosse San Luigi di Gerbini, beh, c'era già Giovannini giovane che Sì, fece c'erano due gol. attaccanti forti che hanno veramente giocato tanti anni dopo. Credo fossero Sì. i primi gol di Ciriello, già C'era cominciati. Ciriello, ecco. Già cominciati i primi gol Sì. di Ciriello. No, no, Quindi era stata una partita tra due compagini. assolutamente. Sì. Siamo andati in vantaggio subito, secondo gol mio, poi hanno fatto il 2-1, poi abbiamo un attimo perso la testa e al 78esimo del secondo tempo eravamo 4-2 per loro. Sì. Quindi disastro. Allenatore mio fratello, cominciato da fuori si incominciava a urlare, gente da fuori cominciava a dire a mio fratello di entrare. Perché lui era allenatore e giocatore. Sì, aveva cominciato aveva anche giocato durante l'anno, aveva fatto un po' di Esatto. gol, quindi però lui molto stato umile su quello, io sono allenatore, ci sono i miei giocatori, non è quello che dice, io sì ho giocato in queste categorie, vabbè entro quando serve, no, oltre al fatto che comunque non si allenava come un giocatore, quindi non potevi neanche pretendere che resistesse i minuti. Però quel giorno 4-2, allora ci sono stati secondo me due errori, cioè anzi un errore da parte del San Luigi fondamentale, che sul 4-2 loro hanno tolto i due attaccanti davanti e il mister ha dovuto difendersi, quindi ha tolto i tre uomini che noi tenevamo dietro per tenere questi due uomini qua, quindi non ha tenuto più nessuno davanti, si sono messi a fare il 5-5-0 più o meno, e quindi noi abbiamo portato su tutta la squadra, perché ormai mancavano 12-13 minuti, e lì le pressioni da fuori, mio fratello ha preso, tolto la tuta, aveva già la maglia sotto, fatto il cambio, è entrato subito e ha detto vabbè se mi stiro mi strappo, non ne fregava niente. giochiamo. Ormai era lì. 5 all'88esimo, 87esimo, cross dentro di Pinzano e Gallinelli che, come ti dicevo, è venuto avanti perché non c'era più nessuno là, di ginocchio in mezzo a una mischia 4-3. E lì mancavano 2 minuti più recupero, loro hanno cominciato a sentire la pressione, noi abbiamo cominciato avevamo un pubblico, avevamo tutta Flaibano lì più o meno. E lì dopodiché mio fratello, sempre abbiamo attaccato noi sulla sinistra, guardando la porta sulla sinistra, mio fratello non so in che modo è riuscito a fare un cross, era di schiena, è riuscito a crossare di sinistro, e lì mi è arrivata la palla, sono saltato su, di testa, 4-4, e lì è esploso il finimondo, perché lì è andato, andiamo ai supplementari, se andiamo ai supplementari la vinciamo. Sì. Loro erano finiti. Sì. E lì dopo supplementari, noi eravamo a 1000, e lì ho fatto il 5-4, ho fatto la tripletta, anche lì di testa ancora, cross di Pinzano da dentro, di testa secondo, e lì c'ho ancora una cicatrice qua, perché per andare a saltare e esultare sulla rete mi si è infilata la rete, ma mi sono accorto tipo 2 giorni dopo.
E dopodiché l'adrenalina e tutto è stato... Quelle sono partite. E lì è stata la partita. Lì siamo saliti, non è stato l'eccellenza la Serie D, ma sono quelle partite in cui, cioè, al 78esimo 4-2 perdevi, era finita. Bello. Bella. Bella partita da rivivere. Tra il tuo racconto e le nostre immagini, c'eravamo comunque ovviamente quel giorno, in un percorso così fatto di gol, giocate, gruppi, qualcosa che non hai mai raccontato, dai, qualcosa che dici, o qualcosa che è rimasto. Beh, una cosa che non mi ha raccontato appunto era, ma lì c'erano dei presenti, quello che ti dicevo prima, che mio fratello è arrivato a Flaibano primo giorno di allenamento, quando era stato esonerato l'allenatore che era lì, mio fratello primo giorno, boh. Prima cosa lui prova 11 contro 0 in campo per la partita di domenica, allora tutti attenzione, quindi mette 4-4-1-1 e comincia a spiegare alla difesa, tutti vanno lì a chiedere, va a centrocampo, tutti vanno a chiedere. Ha detto, boh, vado anch'io, mi avvicino verso di là. Cosa fai qua? Si gira Max e mi fa, cosa fai qua? Stai spiegando, cosa fai? Tu non capisci niente di calcio. Vai là davanti e segna. Hanno riso tutti, perché ho detto, vabbè, c'hai anche ragione. Quindi non ti chiede consigli da allenatore, Max, a te? No, io vado, boh, no, ma lui è anche uno, io vado a vedere le partite, è vero, io di tattica, di cose, magari posso vedere certe cose, ma io vedo soprattutto, vado a vedere le partite e vedo gli attaccanti. Vedo perché non fanno i movimenti, vedo le cose, però lì sai, devi spiegargliele in campo, quindi di certo non chiede consiglio a me. Un attaccante oltre a te che secondo te, che ti è piaciuto particolarmente, che dici... Allora, se dovessi dirti, ne ho visti tanti e tanti hanno segnato, non me ne vogliono perché ho tanti amici attaccanti di quei tempi, ma un giocatore che mi ha veramente stupito quando giocavo, forse gli ultimi anni, ma neanche tanto gli ultimi, era Pagliaga. Sì, che l'abbiamo raccontato. Pagliaga, io mi ricordo che ero in ciclo. panchina, che poi non era neanche in una squadrona ai tempi, era una squadra che doveva salvarsi. Boh, davano palla a questo, lui veniva appena palla a centrocampo, aveva una velocità, una potenza e dribbling, ho detto sto qua non può non fare, cioè non era la sua categoria, ed eravamo in eccellenza, non era la sua categoria. Pagliaga mi è piaciuto tantissimo. Poi ne ho visti, ho giocato con Godeas, l'altro ho giocato con mio fratello, no? Dennis con mio fratello, no, con Federico. C'era Rovereto che non era proprio una punta, ma era un fantasista, cioè prenderlo era difficile. E allenatori invece? Beh, lì non ne ho avuti tanti, ne ho avuti due su cui Pino Cortiula sappiamo bene, con cui ho vissuto 6-7 anni a Gemona. Strano che non hai un aneddoto allora. Beh no, quelli no, un conto è che non abbiamo mai detto nessuno, un conto che non si possono dire. Ok, va bene. Quelli ce ne sono tanti. Ok. Abbiamo fatto tante di quelle, ma lì si va più ai post cena e alle feste di squadra di fine anno. Lì col Gemonese è stato fantastico. Diciamo che più come l'ho già raccontato forse in tante interviste che ho fatto con te in passato, è stata l'amicizia più che un allenatore, è stata una seconda famiglia per me perché più o meno ero sempre da loro. E l'altro allenatore chiaramente è mio fratello perché mi sono trovato subito, anche se ho fatto penso 1 anno e mezzo, abbiamo vinto, abbiamo fatto bene. Siamo anche retrocessi, sfortunatamente lì cominciavo già a viaggiare spesso, quindi non sono riuscito ad esserci nell'anno in cui servivo per salvarsi col Flaibano. Gli altri allenatori magari che ho avuto ero più giovane, non capivo tanto, come dicevo io guardavo solo il calcio. Pino Cortiura magari mi ha insegnato quello che era più il gruppo all'interno di una squadra, più che magari il tecnicismo, le cose. Mio fratello magari ero già più ormai arrivato verso la fine, quindi sai, non è che ascolti più di tanto, però magari mi ha insegnato quelle cose che se mi venivano magari insegnate quando avevo 16 anni, forse potevo fare qualcosina in più. Qualcosina in più. Sì. Cos'è stato per te il calcio dilettanti? Beh, è stato sicuramente un fattore di crescita mio personale. Non è stato solo calcio, ma è stato un percorso che mi ha portato magari anche lavorativamente dove sono, al carattere in cui ho adesso. Per quello come all'inizio dicevo, ho ringraziato molto quel periodo, che è stato un periodo in cui le cose ti insegnavano, non era solo andare a giocare o allenarsi, ma era una seconda parte di vita, era studio. Io già iniziavo a lavorare, però ti portava via proprio, secondo me, la maggior parte della tua vita in quel periodo lì. Grazie Marco. Grazie a voi, come sempre, è stato bello dopo tanti anni.
stato bello rivedere le tue giocate. Marco Rossi, insomma, il primo miglior gol a tutto campo. Gol bellissimi. Anche oggi sono convinto riuscirebbe a fare il miglior gol. Tutto campo non sta mancando tutta l'Ucraina. A tutto campo c'è tutto l'anno e fai. Tutto campo non sta mancando